Via libera all'Assemblea regionale siciliana alla norma sulla stabilizzazione degli ASU. Abbiamo lavorato intensamente in questi mesi affinché venisse approvata una norma che darà dignità a questa categoria. Sono orgoglioso del provvedimento di cui anch'io sono firmatario, che consentirà la stabilizzazione del personale ASU, una platea di ben 3.657 persone. Questo quanto dichiarato dal capogruppo della Democrazia Cristiana all'Assemblea regionale siciliana, onorevole Carmelo Pace. Ogni lavoratore, afferma Pace, potrà scegliere se sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato a 24 ore settimanali oppure continuare nel solco del precariato mantenendo un sussidio di 36 ore a settimana che per il momento è fino al 30 giugno del 2026. Un plauso va al governo Schifani, afferma Pace, all'assessore Albano e all'assessore Falcone per l'impegno profuso in questi mesi. Stiamo mettendo a fine un precariato per il quale nessun precedente governo si era mai impegnato. Prima una parte degli ex PIP, adesso gli ASU. Sto tentando di mettere fine alle tante vertenze lavorative presenti in Sicilia. Quella che ci apprestiamo a varare, continua Pace, è una finanziaria di sostanza che pensa ai siciliani.